geateria, ma che geati? Adesso ogni buso del muro diventa una geateria, antica gelateria. Ma qua è antica, se ti cavetto un mese fa, tra un mese ti sei. Sotto di quei balconi, e che pure, che c'era il ristorante a Paesina. Dove frequentava, veniva anche a Totti dal Monte. Si rimetteva fuori qualche tavolino. E c'era un cameriere, 40 PA, picciotto, pipì e piatti. E ogni sera, dopo Cresare, arrivava un imbriaco, essa che metteva davanti, poi questo cameriere si chiamava Romeo. E ora che faceva? Romeo, era butta o era meo? Se ti gioco così, no, buttami in acqua. E Romeo poi restava ai paesi e ti rideva. Quando il terraggio era pieno di botteghe, e che adesso però non stiamo parlando di cosa che c'era Piavarol, che c'era Codellate, che c'era Fornette, che dava sotto di pincia solo il sacchetto di pane, che c'era il frituin, che aveva un tagliere così grande solo al banco, e che faceva il 40, qua c'era gialla e pareva un solo, e qua c'era bianca e appariva una luna. Di sta, no. Poi vuol dire che cos'altro, ma aspetta che mi viene in mente. Qui vuol dire qualcosa, ma torno in mente perché dai, va bene. D'inverno, da più vivevi di casa, in un carico che si poteva tagliare col corteo, vedevo al cielo dei ponti un vecchio che assista con i caprioni e a candela. Te passa a Stalia un uomo, un cain fumante che vendeva i folpiessi. Qualche volta arrivava il Perus. E già era un montanaro, grande, e mica già era così piccolo, mi pareva un gigante. E che aveva una giacca di pecora, un baretto in testa, una giella di rami che fumava, e con dentro i pericotti. Tutti lo chiamavano Perus, oh Perus, qua Perus. E donna andava da basso con i pignatesi e toglieva i pericotti, guarda qua accanto. C'era Carnevale, c'era Italia, che aveva il banco di fritto. Era un donore, un grembiule candido. Una volta che ha fatto un'intervista per una radio locale. Cara signora Italia, cosa ci mette nelle sue famose frittelle? Cosa che le metto? Acqua, farina, sale. E dopo cosa c'è che metto? un fiato di cognac, dei pignoli. Invece di stare c'era Sofia, stessa stassa, che vendeva i granite. E più piccolo costava 5 schegli. E metteva il ghiaccio solo su un vasetto, su un bicchiere di alta. E sgattava una spruzzata dei cuori e poi ti stampavi in mano e ti dovevi mangiare in stega perché si diceva che ti c'era la mano. Di sta il taraggio era pieno di gente, un sacco di arrivava a barca con le anguglie e i fiori faceva il bagno in canale e si buttava dal pozzo delle anguglie e bastava dire che c'è il vigile che scappava via a pennoni e in mutande perché lo stumini che ne aveva poi. Beh, i tempi passati. Neanche forse ricordiamo perché ero giovani. No, che quando parlavo del cinema, cioè, devo dovuto smentigare, soltanto. Dunque, che c'era un ricco assortimento di cinema vedere. Che c'era uno che si chiamava il Piocito, e era dai parti di Santa Margherita. Dunque, per esempio, il Cine Italia tante volte arrivava a una rivista, o certo non c'era magari neanche andando lì, c'era di poveri, dicono disgraziati, che bailine non c'era quelli sicuro che faceva il concorso di bellezza, però la gente già in cuore così. Invece al Nazionale che aveva un bel giardino all'aperto, al manco più che mi ricordo.
e anche se le commedie. Mi ricordo di aver visto Baseggio proprio la prima volta. Beh, io sono tutti i ricordi che avevamo. Forse perché i 50 anni ne fa più bei, ma che sa, gli altri pensiamo e i tempi forse ne fa più bei di adesso, ma forse già eravamo giovani e ne fa tutto più bello. E invece no, bisogna guardare sempre avanti, perché a vita ne può riservare tante belle robe ancora. È roba che non si è mai cambiata a Venezia, sia quarta. La donna ha rialto la vita, le donne no. Ma cosa se dovevo preoccupare della quarta? Tanto come chi avviene va via, basta avere i stivali. Ciao gente! Domandi, versi no? Patrone! Patrona? Patrona! Ai Dio! Perché sei un tocchetto che non ci vediamo? Ma è possibile? Stiamo così da qua e stiamo settimane senza vedersi. Lasciala che mi senta! La passa pure. Cosa vuol dire a sta ora? Cosa urla? Mi efficarmi nei casi non mi piace. Se vado a spiegare, spettiguare, no, veda, mino. Dunque, la mi dica, oggi ho la fortuna di servirla in qualcosa. Oh, che richiede, sono io. Si tratta, ve l'ho detto. Ma dai, che ho capito divina! Mi no, la veda. La capito, Tonia? E si tratta di Pasqualino. Ma proprio di lui! Vedevo che tu si da dire ancora più furbe dei vecchi. Dunque, cari figlie. Lei è venuta a me tutto scalmanà. Ciao Tonia, cara Ia, la mia scusa sulla carta, ma mi pare che sia il bambino che piange. Va là, vanno a disfassare. Ma se che il pianza, che se starirà a voce, e voglio sentire anche a me. Va beato dito. Ma ignasso che il bambino sempre aveva andato via. Mo careia, perché sono quella che ha più ascolta. Per tutti i buoni riguardi. E poi, non so cosa che le avevo già detto. Oh, careia, sono una delle prudente, mi sa. Ma me lo dico mica di ma sa, stasera i gatti ha. E a mia me lo conta. Ma mi... non capisco per cosa. Sì, beh. Lo sentio, sto scalmanà e... la me capisce, no? Sì, beh. Ma con suo buon rispetto, non mi parare neanche a me che una puta andasse a spassare il puteo. E a me perdona il dito, Ma è credevela. Che ti siamo puteo, ma è una femmina. Oh, ciò mi pareva impossibile, mica. Dunque, ma dico in due parole, se venuto da me Pasqualino con gli occhi fuori di testa. E volla che mi conta una. E voleva mandare che poi vada perché che facesse la senata. Ma ne burla. Ma che non mi muova più la staccarega se gli dico una bugia. Insomma, il sigava, il criava, il bestemava. Anche bestemmie. E se fa Se così vedi per che dire. c'era proprio una bolsa coperta. Ma che se fa così per dire. Comunque, è che sta di piedi e diceva che un affronto così non lo va mai buono. E che te raccontare che tutto somare. Che mancherebbe altro. Si immagina cosa che sarà venato. Don Perché lo si problema. Lui è un buon punto, mi piace dire quel che sei. Ma che a somare. Conosco che la lingua è lunga. E dica pure una che è rassa. E poi, sala che... Lingua mia tattica non voglio parlare male. Tonta, si guarda. E non è neanche adesso che il mio è assendato. Ora mi conosce poco, ora mi tiene un po' su conto come amica Fiorangela. Dunque, mi conta, no?
Come che c'è poco da fare, in due parole, che si prose. E sai come che si sta di storia? E si figura se non mi racconta tutto. E volessi a dire che Tonia non ha fatto bene. Altro che bene. Ma cosa vorla? E dice che era in morbin e che non capisce scuso. Me non so cosa dire. Se ha di sti calori che si stua con l'acqua fresca, mia figlia che ha fatto bene a dare lo schiaffo. Sì, anche siamo d'accordo, però dopo il primo fuoco tanto che la capia e per dirgli in due parole, ma mandare, posso mandare perdono. Non che c'era di ste premure. Ragazzo, hai capito che non sarebbe neanche nel letto. E dove si intende che sia? Nostra cammina arrabbiarsi, sai, è le pure che aspetta. E cosa aspetti io? E che lo faccia venire. E a sta ora volia tornare? E vedi se come che siete sparato. Sodano, senta, vi dico che vado via e che torno domani. Non sta ad arrabbiarsi. E dice che si tratta di un momento e che voglio solo mandargli scusa. E a che dica così, che se tegna, figlia domani. Si tratta di un momento, lo facciamo. Sì, signora Mare, la passa a venire. Cosa fai tu qua ti sfrotta? Qualcosa lo stesso a fare, quelli che ti ordina. Pardiana, in tutto sto tempo che varia in fassà, desfassà, in fassà, un facchinder varia. Lo dito ne sta in coira su ranzo. La gadita pure, no? Che siamo de carneval. Savorla che vi dica, mi tocca ben dire che di sì, se non voglio vedermi sti tre piedi in muso. Brava su ranzo. Ciao, deste mare che ne sei pochette, oggi che ben. Pasquai! Paticciarmi, ci sei onda, Per un minuto, Capire? Grazie, signora Mare. Vieni avanti, domandevi scusa, puttana. Cosa sei, Calvino? Signora Catte mi ha detto di andare a comprare. Ma aveva detto di esserlo fuori. Cosa che siete male? Mi voglio sapere cosa che si sta facendo. Sono stata lì. Ora dai il merito a Pasquai. Ma dato che vuoi sapere, sono stata lì. Perché le mie robe fatte a metà non le mi piace. La base sarà far completa e sono avevo solo un bel gotto di lì. E se più di collegianza di quel buon, vero Pasquai? Signora sì. Sì, ma ste robe a me non mi piace. Perché in fin dei conti è una burla di carnevale. Qua metteo giù e ne faccio per tutta. Guardi, a me se ne sta ancora a segno. Oh, magari per restassero in vita. Finché i punti ci appare, e meno idea. Cosa sì? E scusa, signora Catte, ma mi dei Calvino, non ve ne devo. Ma cosa? Perché ne sono di fare granghei? E poi, perché non voglio che mi dica che i morosi a casa mia mi porta da bere. Ma chi vorla che lo sappia? Ah, per buon riguardo. Ora che vado a trassare, adesso che la comprare. Comprà o non comprà, meno che ne voglio sapere. In verità, se proprio non lo vuoi, ma era quasi mi ho portato casa. Sto fanno dargli un dispiacere che il povero Pasqualino. Brava, passa così. Ma cosa vuoi la sora? A casa mia non se ne sta neanche una fregola di pane. Se vengono i putei di mio fratello e gli avrà mangiato tutto. E a dirvi la verità, mi senza fare un piede soppetta, ho paura che mi faccia male. E a sì che ne avrà. Guardi che spassata che è. Dunque mi perdona? Ma per stavolta sarà colpato che sia prima e anche l'ultima. Giuro. Dito che ignoranza non resta senza grazia di Dio. Guardate qua, fammi scotto. Formaggio. Castra in umido. No. Dica perché ha detto che stasera che mi sono fatto caragliero. Ma come
voce da fare, ma dispetto erbea. Prima di tutto beviamo alla vostra salute. Sciuraccate, ma non vede che lume che voglia di morire? Pazienza di andare in motore, benedetta Ea. Ah, giusto bene, proprio di quello che sono stata stessa. Siana. Poi, tu salto, andate nel mezzo quarto, ah. Ma sciuraccate, ma dove chiamata? Ma dove vuole che sia aperto sta ora? Niente paura. Metta a posto mio. Aspetta. Sì. L'avevo scritto. Ma se ne sta messo franco. Demeo. E per caso cosa godrà? Deme il mezzo franco, non vuoi stare un'altra oretta con la vostra... Mi sia. E deme che il mezzo franco è perché io quello Sapete. Oh, e adesso? Andai a casa mia, queste sei chiavi. A piedi e scaghe sul lume, fai vedere una bussetta e svodere l'olio. Guarda che io con l'impio giusto stasera. E per fare un piacere a voi, vado a letto scuro. Sei proprio una gran brava donna, sa? Tasè, corre e fai finta di andare all'osteria. Intanto sto mezzo franco di mio da mia. Io bussetta, domandai che a voi e mi non con coraggio. Oh, per carità, signor Angela, una bossetta la cavarà. Sì, guardi a sua scansia. E poi dice che non va oggi. Ah, non vi sei caso? E corre. Vado e vengo. No, bravo. Deve da fare. Prendete queste robe, signor Angela. Ma adesso che dovremo passare bene da sti giovani, che se non mi butti in un canto, come squasse? Cosa dice a Sorangela? Intanto che viene il figlio, se mandiamo una borsetta, cosa dice Sorangela? È assai comoda, noi altri che abbiamo già stinato. Neanche a te, Tonia. No, mi non ho mica fame. La me fa una gran scrocona. Così si innamorai, non si mangia. Anche a me sai, Gavetta se n'ha. Ma c'ho questo quattro ciacco mi dice il mio appetito. Non volia che venisse a casa mio figlio. Cosa vuole? A me perché non vi sia niente di male? Ma senta, Sciuraccate, se intanto suo marito venisse a casa e trovasse a casa vuota. Mio marito adesso non viene, è all'osteria. E guarda bene che dal primo dell'anno le osterie e sarei chiese e se a momenti. Cosa che siete male? Se ste povere muggere se bevono dei vini una volta all'anno. Siamo mica mune che ha. Sì, Senti queste che non robe, che sei sto castrano non sa neanche da rischio, queste guarda. robe, il marino che piace. Ma bon che passa tutto quello che si deve mangiare, chi mangia soi, crepa soi. Sorangela, tutto sta messaggio. Perché se fa piego, è lupo, e li Ah, mangia. guardate che sia appunta, non si deve far sentire di ste robe. Stasera è puta che ha dato sciappone e non mi pare che abbia tanta estro da mettere piego, e dico, un gotto di vino, anche senza mangiarsi, puoi beverlo, Amico dito che a me dispensa. E ti, Tonia? Mi aspetto Pasqualino. Tigala su. E Maria e Barona. Chi batte? Chi batte? Chi sembra che versa? E saremo. Ma così presto? Non stai viendo vicina? Corriva che verse. Hai visto, Michelangelo? C'è il lume nella bascata. Mare, sei quasi morto. Oh, come volete nu adesso siamo fritte. È il barba dei Pasqualini. Niente paura, figlia. Guardatemi. Casa. Passando ho visto Ciaro e sono venuto a
vedere. Se che mai? No, signor Borto, ringraziando di Dio, stiamo tutti quanti bene, d'accordo. Dio, signor Borto, e comanda. Stasera faccio mi da parona, non deve restaurando anche. Dico, signora, vorresti spiegarmi sta baracca? Vorrò un tocco di formaggio, del pan biscotto, del castraio umido. Mico ho fame? Voglio mangiare a casa mia? Ma io frega. E deve al manco di dei, deve dire che faccio un Ma Pasqua in dove sei? E lei anda sola. Ah, ma la fortuna. Ma che casca sei qua? Ma dove sei andato? E cosa sei sto confondersi? Cosa sei sto guardarsi? Sì, bene, c'è stato un incidente, signor Borto. Oh, ma Pasqua in dove sei? Ah, scommetto che sto disgraziato è da nascondersi. Come sentito? Fora! Fora! Dicemi dove che sei ficcato. Ma no, signor Barba, in fede, che lei anda via. Da me ho tolto l'oggi. Ha ragione, che hai sbagliato poco. Ma se ne Hai da solo proprio Gloria, adesso. ma se ne che mai detta? E infatti sono stufo, voglio sapere la verità. Sì, bene, siamo stati, abbiamo da lavorare stasera e siamo restati senza alloggio. E non che già era vostro figlio? Chi? Piero, gli ha toccato dentro un altrighetto e così non viene anche a casa. Hai detto, ti vengono a pagare queste bugie. E non credo a niente, qua che se dei fuffigni, qua che se dei scondagni, qua se magna, qua se beve, non si lavora un corno! Casa più buono. Se non si ha 11 e roda, non si dà. Così, per lavorare, direi tirarsi su, no? Giusto bene, cosa vintrei in Ah, stagioni? che benissimo, so venire a aiutarmi. E dove si è andato orologio a sta ora? Non sta via. In qua? C'è quella che ha tolto vigna. Oh, finché non la capeva squarquarà tutto, allora c'era contenta. Le brave, e vu, mandami un nevoto, su e giù per osterie. Se ho mandato il vino, se ho mandato orologio a sta ora, far baldoria. Così si inganna un povero Barba, così si o tradisse. Ma me creda, signor Borto, c'è stato un incidente. Tasia! Ma mi ascolta, signor Barba. Non so vostro Barba, e non vuoi sentire altro che ho capito che basta. Oh, aveva ragione, proprio gusto da essere del nuovo scuso. Lo aspetterò qua sto disgraziato. E a vedremo, se a vedremo. Caro sul volto, ma come che è vero? È neanche buon. Guardi là, che fare un giovanotto da 20 anni, non è vero, Fioranzo, E vuole rovinarsi la salute, ora via, ma andiamo. Cosa l'hai, calme guarda? Una rosa, senta. Una rosa. Manuale di rose mi piace. Ma senza spine. Me pare imbriaga. Ma sei neanche una trondarina. Via, sorella, non si sta in bene. Ma cosa volevo che si invelenano? Vedete che volete da scherzare. E mi torno a ripetere che me pare imbriaga. Ma va là, imbriaga, che paga Pasqualino, vi siete sti pericoli. Cosa vorresti dire? Che adesso già. E tu, Docca, deve pagare il vino da mio nevoto. Guarda ciò. Che no per vuoto dei e mai impestai a bocca. Ah! E non mi figlia si vento sapevo, brutta sfrontata. E il guarda come che il guarda sul vecchio, sai? Ripetelo se sei buono. Stavo precipitando, Cosa vuole che succeda? Che anche sbragia non morsega! Ah, sì, bene. Ah, dite che non mi morsega. Ah, cosa volevo morsegare tu? Che aveva i denti tutti alla formicola! Ah, mi farò sentire in tu una reggia. Ma cosa sentire in tu una reccia? E se
tocchi della Isa. Non so più loro se non diciamo quel copin come i gatti. Guarda, che i gatti. Frasconassa! Maria Vergine, che mi ha avuto una borsetta dell'orologio! Buona disgrazie! Se Pasquain mi avesse visto, ringrazio Dio. Non mi bastona, so qua che aspetto. Para stessità, pa nostro bene. Che non sgraffa dei più grandi dei lumi, salo. Pasquain, a casa con me. E a uno ve dico altro. Che vo conosciuo e che se sta in casa vostra, che pa è la prima volta che vo sentio a mancar di rispetto. Andiamo. Signor Babbo, mi non ho colpa. Andiamo a casa. E volevo bastonarmi con paura. Andiamo alla malpartita. Eccola, sì, così che ciappa quanto e ciappa a casa per me sei stesso, donne. Prega Dio per me. Maledetto che la porta via le chiavi! Adesso che mi ha fatto precipitare e a scampa via sta maledetta. La locandiera, Mirandolina fa pur vedere come si innamorano gli uomini. Principia ad entrare in grazia del dispregiatore delle donne, secondandolo nel modo suo di pensare, lodandolo in quelle cose che lo compiacciono ed eccitandolo persino a biasimare le donne stesse. Superata con ciò l'avversione che aveva il cavaliere per essa, principia a usargli delle attenzioni e gli fa delle finezze studiate, mostrandosi lontana dal volerlo obbligare alla gratitudine. Cosa mi hai detto? L'eccellentissimo marchese Arsula mi sposerebbe. Eppure, se mi volesse sposare, mi sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei. Mi piace la musica, ma del fumo non so che farne. Quanti arrivano a questa locanda? Tutti di me si innamorano. Tutti mi fanno i cascamorti. E tanti mi esibiscono di sposare addirittura. E questo signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta sì bruscamente. Questo è il primo forestiero capitato alla mia locanda, il quale non abbia avuto il piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un colpo s'abbiano ad innamorare, ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente. È nemico delle donne, non le può vedere. Povero pazzo, non avrà ancora trovato quella che sappia fare, ma la troverà. La troverà. E chissà che non l'abbia già trovata. Con questi per l'appunto mi ci metto di picca. Quei che mi corrono dietro, presto mi annoiano. La nobiltà non fa per me. La ricchezza la stimo e non la stimo. Tutto il mio piacere consiste nel vedermi servita, vagheggiata e adorata. Questa è la mia debolezza. E questa è la debolezza di quasi tutte le donne. A maritarmi? Non ci penso nemmeno. Non ho bisogno di nessuno. Vivo onestamente e godo la mia libertà. Tratto con tutti, ma non mi innamoro mai di nessuno. Voglio burlarmi di tanti amanti spasimati e voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere e compassare quei cuori barbari e duri che sono nemici di noi,
che siamo la miglior specie che abbia prodotto al mondo la bella madre natura. Il Ventaglio. La scena si svolge a Milano. Questa è una gran commedia perché mi ha costato gran fatica. E una gran fatica costerà ai comici per rappresentarla. Fatica e attenzione di qualche prova in più, ma queste sono quelle commedie che fanno brillare il talento e abilità dei comici. Gran poche faccende si fanno in questo villaggio. Non ho venduto che un ventaglio finora e l'ho dato anche ad un prezzo veramente per disfarmene. Le persone che vogliono spendere vanno alla città a provvedersi. Dai poveri vi è ben poco da guadagnare. Sono una gran pazza a voler perdere qui il mio tempo e poi qui tra questi villani senza rispetto, senza convenienza, non fanno alcuna differenza fra una merciaia mercante da quelle che vendono l'insalata, il latte, le ova. L'educazione che io ho avuto alla città non mi vale niente in questa campagna. Siamo tutte uguali, tutti compagni. Susanna, Giannina, Margherita, Lucia, la merciaia e la capraia, la contadina. Si fa d'ogni erba un fascio. Si distinguono un poco queste due signore, ma poco, poco. In verità, pochissimo. Non sono quieta se non vengo in chiaro di qualche cosa. Ho veduto Evaristo sortire dalla merciaia e poi andare da Giannina e sicuramente qualche cosa le ha dato. Vo a vedere se Susanna sa dirmi niente. Oh, dice bene mia zia, non bisogna fidarsi di persone senza bene conoscerle. Povera me! E se lo trovassi infedele? Oh no, è il mio primo amore, non ho amato altri che lui! Oh. Signora Candida, serva umilissima. Signora Susanna, cosa lavorate di bello? Oh, mi diverto, mi metto assieme una cuffia. Per vendere? Oh, per vendere, certo, il cielo sa quando. Può essere che io abbia bisogno di una cuffia. Oh, ne ho difatti, vuole restarsi in vita? Oh, c'è tempo, un'altra volta. Allora si accomodi, vuole accomodarsi qui? E voi? Oh, io prenderò un'altra sedia, s'accomodi lì che starà meglio. Ma sedete anche voi, lavorate. Lei mi fa grazia di degnarsi della mia compagnia. Si vede che è nata bene. Chi è ben nato si degna di tutti. E poi qui questi villani superbi come Luciferi e quella Giannina poi. A proposito
di Giannina avete osservato quando le parlava il signor Evaristo? Se ho osservato. E come? Ha avuto una lunga conferenza con lei? Certo. E sa cos'è successo dopo? Sa della baruffa che c'è stata? Ho sentito uno strepito, una contesa. Mi hanno detto che Coronato e Cristino si volevano dare. Certo, e tutto grazie a quella bella gioia, a quella grazia. Ma perché? Per gelosia fra di loro, per gelosia del signor Evaristo. Ma credete voi che il signor Evaristo abbia qualche attacco con Giannina? Oh, io non so niente, io non vado ai fatti degli altri e non penso mai male di nessuno, ma se l'oste e il calzolaio sono gelosi di lui, avranno le loro ragioni. Povera me, la cosa è troppo vera a mio danno. Non vorrei commettere qualche fallo. A proposito di che? Non vorrei che lei avesse, come dire, una qualche parzialità per il signor Evaristo. Oh, io no, non ve n'ho nessuna. Lo conosco perché viene qualche volta a casa, è amico di mia zia. Ah, le dirò la verità. Non credo che la possa offendersi per questo. Le dirò che io credeva quasi che tra lei e il signor Evaristo vi fosse una certa buona corrispondenza. Lecita ed onesta si intende. Ma dopo che è venuto da me questa mattina mi sono affatto disingannata. È venuto da voi questa mattina? Sì, signora, le dirò, è venuto a comprare un ventaglio. Ha comprato un ventaglio? Ah, sì, certo. E come io aveva veduto che lei aveva rotto il suo quasi a causa di quel signore, dissi subito fra me lo comprerà. Ah, per la signora Candida. Oh, l'ha dunque comprato per me! Signora, no! Anzi, le dirò che ho avuto la temerità di domandarglielo se lo comprava per lei. In verità mi ha risposto in una tale maniera come se io l'avessi offeso. Non spetta a me, dice. Cosa c'entro io con la signora Candida? Il ventaglio l'ho destinato, altrimenti... Che cosa ne ha fatto del ventaglio? Cosa mi ha fatto? Lo ha regalato a Giannina. Ah, povera me, sono disperata! Candida. Ingrato, infedele! E per chi? Per una villana! Candida! L'offesa insopportabile! Povera me, l'ho fatta! Ma signora, s'acquieti, vedrà che la cosa non sarà poi così. Credete voi che abbia dato a Giannina il ventaglio? Oh, in quanto a questo, l'ho veduto io con questi miei occhi. Cosa dunque mi dite che non sarà? Oh, diceva così perché non vorrei vederla per causa mia. Oh, ecco la sua signora zia. Non dite niente per l'amor del cielo. Oh, non v'è pericolo. E voleva dir di no, suo danno, perché poi non dir la verità. Che fate qui, nipote? Oh, è venuta qui a favorirmi, a tenermi un poco di
sono qui per comprare un ventaglio. Non vi giustificate cosa al proposito, signora Susanna. Io non mi giustifico fuori di proposito, ma io sono assai delicata, signora. Perché non dirlo a me se avevate bisogno di una cuffia? Voi eravate nel vostro gabinetto a scrivere, non ho voluto disturbarvi. Vuol vedere la cuffia? Gliela vado a prendere. Se comodi intanto, favorisca. Sa sapete niente della contesa tra l'oste e il calzolaio? Dicono per amore, per gelosia, dicono sia stata causa Giannina. Oh, mi dispiace. È tanto una brava ragazza. Signora zia, scusatemi, ho sentito delle cose di lei che sarà bene che non la facciamo più venire per casa. Che dicono? Vi dirò dopo. Fate a modo mio, signora. Non la ricevete più. Vi dirò che tanto lei praticava più voi che me, quindi vi lascio la libertà di trattarla come meglio volete. Indegna, non avrà più l'ardire di comparirmi dinanzi. Le cuffie scelga e si soddisfi. Maledetto ventaglio. E quell'impertinente di Giannina poi, perché gode di un poco di protezione, crede di essere qualche cosa di grande. Ah, poi ora che le hanno anche fatto dono di un ventaglio, ma cosa mai potrà farne una contadina di quel ventaglio? Oh, sì, si farà fresco. Farà la bella figura, ma che ti venga del bene. Sono cose da ridere, sì, ma sono cose che talvolta mi fanno venire una rabbia perché io sono così. Io che sono stata allevata civilmente alla città, non posso soffrire le male grazie. Todaro Brontolone. Todaro è il nome proprio di persona che vuol dire Teodoro. Brontolone non è il nome di famiglia di Todaro, ma è un aggettivo che deriva da brontolare, soprannome datogli dalle persone che lo conoscono a fondo, che spiega e mette in ridicolo il di lui carattere inquieto, fastidioso e indiscreto. Todaro in questa commedia non è brontolone solamente, ma avaro superbo. Avrei potuto intitolarlo Superbo avaro, ma come la superbia consiste solamente in condannare con durezza i suoi dipendenti, l'avarizia è accompagnata dal toccare fastidioso e insolente, ho creduto intitolarlo dal difetto suo più modesto, brontolone, ossia vecchio fastidioso. Senti, è la cosa a vostro pare, ma scapoiarla. No, certo, l'animo mio vi lo voglio dire. E ascoltarmi con voi. Cosa sono giovi? Una viana, una massera, così mi tratta. Questa insolenza, questo disprezzo. E voi, che avete tanto cuore, ve la strapassata vostra moglie.
Ma mi dava la maraviglia che ne avesse entrare nel cammino. Cuscino che intressi, cuscino che fossi, cuscino l'avessi mai visto, né conosciuto. Ma avessero negato, mio padre, piuttosto che maritarmi. No, mi sono stata negata. Mi certo una gran fortuna sposarmi. Che cosa le potevo inventare? De niente. De niente, certo, de niente. E se disessi all'incontrario, saresti un ingrato, un busiano e un uomo di cattivo cuore. Che disturbi voglio dare in tanti anni che sono vostra mujer. Ne l'ho mai aumentato della vita miserabile che ho visto fare. Ho mai preteso niente più del puro necessario per mantenersi il vostro parco. Cosa mi avrei fatto? Che vestiti mai ho comprato? E che povera tutta, che altro indosso, che testa secca, che godamini. Sono giorni di quelli che mi piacciono i bagordi, i divertimenti. Voglio mai fuori dalla porta, faccio visita di casa, faccio conversazione. Sono giornata patrona, da bevo un caffè, se golosa. Eppure l'ho sempre sopportato e sopporto. Non dico niente. Perché sopporto? Perché sono una donna discreta, perché sono una donna d'onore. Avere un cammino che il benedetto vezzo è di un naturale che bisogna soffrire, che non vuol che nasca lì criminali. Ah, ma che non le tocca a mia creatura. Soffrirò tutto. Non soffrirò mai per la marita a suo modo, senza che mi neanche sappia chi che vuol dare. E se mi disse, ho altro bene a sto mondo, ho altra consuezione, che cari raisi. E compenso chi mi ha voltato, compenso chi mi può negare, chi mi può assassinare. Oh, mi sento proprio che mi scioppa il cuore. Ma via, cara Ruggero, non piangete, non vi desperate. Può essere che suo padre voglia maritarvi? Non sappiamo neanche ancora chi che abbia intenzione di volerla dare. Cara figlia, qui è deve. Caro marito, vostro padre, da me chi che sei? Se trattasse di sparagnare, ho paura che non guardaria di precipitarla. Aspettiamo, che ancora non si può dire. E così aspettiamo e sentiamo cosa che dice. Sentiamo chi che vuol dare. Senti, meglio che il signor Meneghetto non deserto. Se cerchiamo quel candetta, non che troviamo un marito compagno, un puto civile, che adesso che sta bene, figlio suo, giovane, di buona grazia, che sa, che intende, che ha giudizio, ma dove diavolo lo volevo trovare? Sì, lo so al mondo, non vi può essere anche. Sì, ma possibile che ancora non si possa arrivare a sapere chi sia colui che il vostro padre sa cassa in testa di voler dare? Un giorno si saprà. Ah, sì o sì, tiremo avanti così. E intanto, se perderà l'occasione, senti, signor Pellegrini, vive parlo certo, sapendo che impegno che sono. Cosa parole? Il mio decoro vuol dire che mantenisse, ma sono una donna tanto discreta, e ho che far cosente tanto pulita che, se la mia puta non restasse pregiudicare, per scansare i stretti, i sussurri e disunione, voleva anche insegnarmi delle mediate e ricavarmi con reputazione. Sì, io Benedetta, sei sempre stata una donna de garbo e in sta occasione sono sicuro che opererei da par vostro. Cara mujer, se mi vuoi bene? Se non avevo essere bene, non avrei sofferto quel che ho sofferto. Lo vedo, ho conosco un cammino, ma non vendo di te. Un giorno respireremo, mio padre se invece assai. Vostro padre, caro figlio, e ha intenzione di saperne quanti che siamo. Non so cosa dire, che viva fino a che sia voi. Ah, che viva pure. Non che auguro certo è morto. Ma vorrei che si ricordasse che siamo un canù a sto mondo, che sei padrone, ma che per questo non l'ha da tiranneggiare. E vorrei che si ricordasse che se suo figlio e se ha bisogno di aiuto non ha da servirsi dei strani e essere in un cantone. E se ha voglia di fare del bene, se il primo bene l'ha da fare al suo sangue,
Vuoi parlare che donna che sei? Chissà, può essere che si scambia le cose? Può essere che la marita bene? Non sappiamo neanche ancora chi che ha intenzione di averla dare. Mostriamo che obbedienza in questo. E cosa? E assiemo che la marita io sta puta. Ah, se la mariderà bene, volentieri. Se no, che saltano gli occhi con un basilisco. Buttano sotto sulla Venezia, o che crepa la giù, o che crepano vivo. Oh via Marcolina, non mi stai arrabbiando. Signor Pegri, Sì? el bagaggio da basso in mesa e il patron la chiama. Vado. Chissà che non mi dica qualcosa, Sentisse le parole, e se no, parli che tu. Anche il corbone, ma proprio le cavarghe le bocca chi sia sto partito per gli mano. Sì, bene, farò il possibile di sapere, ma chissà, ho speranza che tutto abbia da andare bene. Cecilia, sapevo dove che sta la casa la signora Fortunata? La signora sì, la sta qua, sulla riva del Vin. Perché le sue resta è zendà, ande la signora Fortunata, reveria da parte mia, e desidera che mi premaria subito di parlarghe. Desidera che se puoi favorire da me, e se no, che andrò mi dare. Signora sì, subito, ma la dica, signora Paruna, che vorrei confidare una cosa. E su che particolare? Su un particolare mio, di me. Guardava se sapeva qualcosa sul proposito di mia figlia. Ma di Strighese, come preme che ande a fare questo servizio? Ma a prego, non la stava. Dir niente a nessuno. Oh via, che bisogno che sei. Con la sega da parlarmi, non parlo. La senta. Il parron vecchio e il vol maridar Nicoetto. Vuoi maridar Nicoetto? È il figlio del fattore. Come l'avevo visto? Oh, che dirò tutto, ma la prego, cara non la dica niente a nessuno. Ma via cosa serve? Disemmi come l'avevo visto. Oh, non vorrei mai che qualcheduno mi sentisse. Oh, Valetta mia, che è quel vecchio che si avvia in testa e bestialità. Le darghe mia figlia. Senta, Nicoetto, me la confida io. Io me la confida. Cosa avevo detto? E mi ha detto così che signor Todaro lo vuol maritare. E chi ha intenzione di voler dare? E se non andasse in coera, mia caghioderia. In coera? Non andare in coera? Ma che io mi sto negozio, che cosa andare in coera? Se vogliamo la che può entrare, come non la che può entrare? Mi viene un freddo, non c'è di pie figurese di capelli. Senta, vuole essere ancora che fa, ma da quel che mi ha detto Nicoetto e da quelli che mi posso congetturare, credo certo di non mi ingannare. È così, se puoi sapere chi sia. Secondo dire la verità, ho pensiero d'essermi. Signora sì, mi tornarci in corpo. Io confido perché so che la me vuol bene e che la cavarà da caro di saper che anche a me, poverassa, sia logata. Ma che sei mica tu? Con che fondamento vuole mio mestiere maridare sto punto? Ma mi non lo so, poi che penserà lui? Mi so che lo sanca signor Desiderio. Perché avesse volpe del signor Desiderio? In materia del suo interesse e forse penso del mio mestiere. Pretende adesso nostro parente che disnatoia comì si contenterà che suo figlio sposa una cameriera che non gadota, che non ha niente a sto mondo. E assenta, cara Ea, se mi non godota, bego. Dell'abilità, sì, dell'abilità, ego parenti, che se si vi al pari del signor Desiderio e forse anche qualcosetta di più. Ma lo sapevo di certo, chi vuole maridare Nicoetto e che voi siete per chi che vuol dare. Cosa vi avevo detto? Ma
come vai a parlare? Che dirò? Col parole zendada basso, Nicoeto il macciamà, e il dise... Non sapei il dise, signor Todaro, me vuol maridar? Oh, mi dico, da seno. E il dise, sì, da seno. Mi dico, ma chi me vorlo dare? Il dise, non so. Il dise, ma la dita che la cognoso e che col Savaroga vanno tanto, ma po' tanto da caro. Mi dico, ma vu, non conosce nessuno? Dove coi casa non viene bien bisogna che la novissa la sia in casa. Lise, bisogna. Lise, oh, mi dico, e se quella fossi me? Elise, magari, Elise, o Elga, gusto matto, Nicoete, anche a me in verità. Mi dico, sono proprio contenta. Non è altro fondamento che questo. Mi dico, dice Udise, mi dico. Ma sai a quante volte che il paron mi ha detto che me vuol maridare? E vai mai parlare di Nicoetto? Oh beh, oh giusto, ma non sai anche io che uomo che sei capace di chiamarmi così dal dito al fatto e dirmi: Cecilia, sposio che vuoi che ti io sposi? Ebbene, e se il mio dirà, mi dica, io sposerò. Bene, ho inteso. Ma mi dispiace. Che dispiace che mi marida. Ande dove che vi ho detto? Ma Ignacio, e mi che già era venuta qua a parlare col cuore aperto. Ande subito che mi preme. Ma che rustegona! La se peso del suo missier. Asa, che sogomi, che la ga dell'invidia. Sì, la ga dell'invidia perché non si marida Sofia. No. Meno che vedo ciao in questo negozio. Cecilia è un pezzo che ha voglia di maridarsi e si va attaccando su per specie. Ma da quel che ha capito, bisogna pur che abbia parlato di maridare Nicoetto, ma non c'è nessuna ragione di credere che voglia dare una serva. Che scommetterà via testa, che il vecchio matto del mio missiere, che girà il cervello dal segno da immaginarsi di dargli a mia puta, e che il temerario del desiderio è capacissimo di dargli sotto e stussegarlo al costo del precipizio di questa famiglia. Mai che voglio pensare a una tal cosa, che voglio pensare a tutte le cose del mondo, fuori che a questa. Ma il discorso di Cecilia mi fa sospettare, e il mio sospetto non è senza ragione. E dice che l'ha intromessa, ma non la disse a dir chi. So che lei è superbo, vedo la confidenza che gli ha questa gente e vedo la superbia che passa. Non si tratta di avarizia, so che lei è capace di tutto e non sarà una meraviglia. Tu sei anche capace di strapassare il suo sangue e di precipitare un'anessa. Ma no, questa non vi andrà fatta. Finché sti occhi si versano, sto gusto non lo gaverà. Finalmente sommare, e su è mia creatura, con ragione di parlare in cammino. E se a egge non vuol che una madre sia patrona di maridare a suo modo una figlia, nessuna egge può obbligare una madre a farla sacrificare. Brava! Non so in che mondo che sia. E così, signor Pellegrini, Gavemio, niente di nuovo? Niente, se vi dico qualcosa vi investia contro di me. Gavemio parlare con vostro signor padre? Sì,
Devo parlare? E cosa mi chiedeva? Niente, così, mi ha domandato se sei in coira, cosa che vuoi dire. Poverazzo, poverazzo. Tu sei il più buon uomo del mondo. Ma sapete che così lei sa vedere. Ma non parlare a tutta. Sì, bene, ma anche a parlare a tutta. Vai ho detto che la vuoi maritare? Mi ha detto che la vuoi maritare. No, io non mi fai tirare fuori parlare da bocca. Cosa vai ho detto? Così, che la vuoi maritare. Vai ho detto chi che vuoi dare? No, questo non me l'ha detto. Sì che me l'aveva detto. No, vi dico, non me l'ha questo dire. Giuriamo che non ve l'ha detto. Cosa serve che giura? Come dico che non me l'ha detto? Vedevo, sono bugiato. Perché non sono così? Perché mi so, e ve l'ha detto. E come fai a poterlo sapere? La porta, tran, c'è la serata. Sa parlare in fia. Con un grave foetto che ve lo dica non potete sapere. Sì, col mio foetto. E il foetto mi ha detto tutta. Io praticamente sti putesi. Anche sì che mi so dire come ero di tutto quello che aveva detto e che aveva parlato. Ma dirà ben che aveva foetto da sé, no? Se vi dirò quel che so, sarò capace di legarmi a verità? No? Se sentirò che andai a segno, vi prometto di dirvi tutto. Vi impegno da galantomo, da uomo d'onore. Da galantomo e da uomo d'onore. E non visto che ha destinato a mia figlia il signor Missier, sei degnissimo, signor Nicoleto. Come diavolo l'avevo saputo? Ah, purtroppo ho indovinato! Cosa dite sta bella novità? Diceva prima, voi patrone, cosa che avevo risposto a sta bella proposizione? No, a me non so niente. Semmai già sa il sangue che non aveva più fiato di parlare. Ma poi cosa che aveva bisogno anche così? Io mi avrà pure obbligato a rispondere a qualcosa. E figurarsi, che già il signor Tobio, il missiere, il signor Desiderio, e il puto, e il figlio del padre, e il padre del figlio, e il padre del mio figlio. Insomma, se diceva niente, ed era cosa da precipitare. Aveva sempre tasisto, dottore. Ma credevo che non parlerò. Parlerei, è vero, parlerei. Non ne sarà più tempo di parlare. Ma povera donna mia, ma possibile che abbia raso a sto caso? Possibile che mi voglia portare via la mia creatura? No, mi mi porterà via. Mi guarderò tutti i cani, assassini della vita. Il mio sangue non mi lascerò strapassare. Guarderò mia soggia. I vegni, se ne basta l'animo, i troveranno vipera. Un basilisco, un'anima desperata. No, via, non c'è. Dove sta? Non c'è, dico. Ande via di qua. Ma non mi fai desperare. Sono più desperata di voi. Oh, poveretto mio. Oh,